Nelle spiagge venete, tra un ombrellone e l'altro, ci dovrà essere un'area minima di 12 metri quadrati, due in più rispetto alle linee guida nazionali. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia, che applica quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni. A Jesolo, dove come nel resto del litorale si lavora per farsi trovare pronti alla riapertura degli stabilimenti balneari, le basi degli ombrelloni sono già posizionate o pronte per esserlo. Abbiamo accolto positivamente l'ordinanza del Presidente Zaia che sostanzialmente ha riconfermato le disposizioni anche dell'anno scorso che hanno dimostrato la loro efficacia. Già nel 2020 in particolare le spiagge della costa veneta sono state aperte in sicurezza, non abbiamo avuto dei cluster, delle problematiche particolari, quindi abbiamo apprezzato il fatto che sia stata data fiducia ulteriore agli operatori che hanno dimostrato grande senso di responsabilità già un anno fa. In zone con specifici problemi erosivi, la distanza tra un paletto e l'altro potrà essere derogata dai sindaci fino a 10 metri quadrati e mezzo. Jesolo nel fine settimana ha attirato diversi visitatori, ma la vera attività comincerà probabilmente tra il 15 e il 20 di maggio. Le spiagge sono una delle voci maggiori del turismo veneto, uno dei comparti principe dell'economia regionale. Quest'anno abbiamo voluto aumentare ulteriormente il grande sforzo fatto l'anno scorso, ovvero quello di riportare al centro della discussione il concetto di sicurezza e di salubrità della vacanza al mare che è al fondamento della nascita della balneazione attrezzata. Per cui quest'anno parleremo di zona blu perché idealmente tutte le spiagge del Veneto faranno un ulteriore salto di qualità per mettere al centro della propria agenda proprio il tema della sicurezza. L'idea è quella di passare dal Covid free al batterio zero, la nuova sfida per il futuro.